Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento mercoledì, ci facciamo ovviamente pubblicità, gruppo TV7, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Padova si illumina, ospite il sindaco di Padova Sergio Giordani, che non vorrebbe sentire che le cose magari delle volte sono in difficoltà, vorrebbe che le cose andassero tutte bene, non è sempre così, però purtroppo succedono anche dei momenti della vita un po' particolari come quello attuale per via del mondo, come ha detto lei giustamente, che sta cambiando. Andiamo a parlare invece degli alloggi ERP, perché avete avuto una bella iniziativa, adesso ce lo racconta Elisabetta Corazza, poi ne parliamo con lei. 4.099 sono le lettere che il Comune di Padova sta inviando ad altrettanti nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nella lettera, con allegato un modulo da compilare, sono spiegate le procedure per accedere al fondo straordinario pari a 200.000 euro messo a disposizione da Palazzo Moroni per le famiglie padovane che devono fare i conti con sostanziali aumenti, anche del 40% dei canoni di affitto, conseguenza dell'entrata in vigore della legge regionale del 2017 sulle case popolari. La nuova legge ha introdotto l'ISEE ERP quale parametro per il calcolo degli affitti dovuti, oltre ad un canone minimo pari a 40 euro che prima non esisteva. A Padova l'89% degli assegnatari è interessato dall'aumento, di questi il 72% ha più di 60 anni, il 54% più di 70, anziani che in molti casi vivono da soli della pensione minima. Il contributo verrà elargito in seguito ad un'attenta valutazione delle domande pervenute. Un aiuto economico, quello deciso dall'amministrazione, che non potrà risolvere il problema di tutti gli assegnatari, ragion per cui da più parti arriva la richiesta di una revisione della legge regionale. Dal canto suo, la Regione ha istituito in ogni provincia un tavolo per esaminare le criticità che via via emergono. Sempre in tema di edilizia residenziale pubblica, a metà novembre a Padova uscirà la nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, che complessivamente sono circa 5.200, tra quelli di proprietà comunale e quelli di ATER. In questo servizio si capisce che ci sono delle contraddizioni incredibili. Il Comune mette a disposizione ovviamente una cifra per dare una mano a della gente che ha bisogno, però c'è ovviamente l'altra gente che ha bisogno, che non ha la stessa possibilità, non sarebbe per accontentare tutte, e quindi c'è proteste con la Regione. Ecco, com'è la situazione, Sindaco? La situazione è che è stata fatta una legge che abbiamo contestato all'inizio, ma so che stanno modificandola, per cui alzano i parametri. Forse era stata fatta in maniera un po' frettolosa la legge, cambiano gli parametri. Io ho parlato sia con il governatore Zaia, con l'assessore Lanzarin, e so che stanno modificando dei parametri. Non li ho ancora visti, ma penso sia a breve. Per dare una mano ai cittadini che sono in difficoltà abbiamo stanziato 200.000 euro per cercare, non risolviamo il problema assolutamente, per cercare di dare una mano ai più bisognosi, ai più anziani. Non è facile. Da me venivano veramente gente in comune, si sedeva lì in sala d'aspetto, io volevo parlare con il sindaco perché io non ho i soldi per pagare. Io non posso, io ho una pensione bassissima. C'erano molti casi in cui bastava forse stare un po' più attenti, cioè uno aumentava l'ISEF solo perché aveva ricevuto il TFR, trattamento fine rapporto, la cosiddetta liquidazione, oppure gli è aumentata la redditività perché ha avuto un riscontro, ha avuto un incidente, per cui ha pagato l'incidente, per cui è aumentata. Per cui vanno considerate tutte queste cose. E so, se non ho capito male, parlando con l'assessore Lanzarin, che tutte queste cose verranno chiarite. Per cui mi aspetto che la legge migliori in questo senso. Nel contempo cerchiamo di dare una mano, facendo domande, cercando di non fare aiuti a pioggia, ma aiuti specifici, con la Marta Nalin, con l'assessore sociale, per dare un aiuto a chi ha necessità, a chi è anziano, a chi è più fragile. Non è facile, ci stiamo impegnando. Come ci siamo impegnati a parlare sia con il Presidente Zaia che con l'assessore. C'è tanta gente povera a Padova, Sindaco? Abbastanza. A me, quando mi passo per le mi strade. può anche dire il grado della povertà in percentuale, se si può? No, direi numeri sbagliati, ma io quando passo per le strade vedo ogni tanto la gente, e lo vedo sempre più spesso, che frugano i bidoni.
la mattina presto, fruga nei bidoni, specialmente vicino ai supermercati, e non sono extracomunitari, purtroppo vedo anche bianchi, cioè nostri concittadini, oppure quando vedo che aumentano nelle cucine popolari la gente che va sempre di più a usufruire dell'accoglienza delle cucine popolari, perché magari hanno divorziato, perché li hanno sfrattati, per mille motivi. Io penso che sia l'aspetto umano, che sia un dovere da parte dell'amministrazione comunale cercare di aiutare. Non è facile, è difficilissimo, però penso che sia dovere mio, dovere dell'assessore, dovere di tutti dare una mano nel limite possibile. La Curia dà un grandissimo aiuto in questo senso, i frati, tutti quanti. Non è facile, sono tanti i poveri, che la vita è costosa, è sempre più difficile. Bisogna dare una mano nel limite Il Comune in ogni modo è presente per dare una mano. Il Comune è presente, dico anche un'altra cosa, quest'anno abbiamo, sotto l'aspetto economico, abbiamo meno soldi da spendere rispetto al 2020. L'unico settore che non è stato tagliato è il sociale e la scuola. Gli altri settori hanno subito tagli non avevo dubbi importanti. che lei aveva meno soldi. Purtroppo. Mi sembra anche quando era presidente faceva così, aveva sempre pochi soldi. Però comunque siamo andati... Ho un forte rispetto per i soldi che non sono miei, in particolare i soldi pubblici. Per me i soldi pubblici sono una cosa importante e vanno amministrati al meglio nell'interesse dei miei concittadini. Nessun dubbio su questo. Andiamo invece a parlare di un'altra bella cosa che si illumina, perché domani mattina finalmente il frontone di Prato della Valle verrà liberato, bellissimo. E viene fuori qualcosa di bello, insomma, anche per quanto riguarda il Prato della Valle. Molto, molto bello. È un gioiellino, obiettivamente. Era una cosa brutta, è stata messa a posto in maniera ottimale. Verranno fatte anche iniziative, sono 4 ristoranti all'interno, un piccolo supermercato, una banca, una sala congressi, ma durante i lavori c'è un panorama dalla terrazza che è favoloso. Questa è veramente una bella cosa. Ricordo che faceva parte dei piani precedenti, dell'amministrazione precedente, e noi siamo andati avanti, li abbiamo migliorati e portati avanti. Ma è una bella cosa. No, sì, domani mattina c'è l'inaugurazione, dovrebbe viene tolto che il parcheggio, quello è già in essere, quindi è anche molto bello e quindi anche dinamico, perché c'è tutto elettronico, quindi insomma è venuto fuori funziona bene. Finalmente abbiamo recuperato un pezzo di Padova importante. Ecco, questo è dato in gestione a privati per un tot di anni, giusto? Sì, per farlo conoscere. Una parte ovviamente la parte dell'incasso è nostra. È stato migliorato il contratto precedente, però di soddisfazione reciproca. E quindi domani mattina chi vuole andare a vedere ci sarà finalmente l'inaugurazione di questo manufatto. Bellissime con questa immagini, bellissime. Questa è il visuale che si vede, si potrà mangiare dalla terrazza e gustare un panorama fantastico. Io dico sempre, spero che facciate, lei mi ha promesso che lo farà un ufficio informazioni. L'assessore Collaso lo sta già facendo. Ufficio informazioni. L'ufficio informazioni sta attivando in maniera elettronica la possibilità di fare biglietti, di fare tantissime cose dall'interno, vicino dove sono all'ingresso. All'ingresso lì, quella è una bella cosa. Vabbè, dunque domani mattina chi ha voglia può andare a vedere finalmente l'apertura di questo manufatto padovano, che è davvero straordinario, e un altro invece che dovrebbe iniziare, credo tra poco, sarà l'Leroy Merlin. Io penso che in primavera inizieranno i lavori. Non è stato facile venire a capo, è un'operazione abbastanza complessa, però penso che in primavera iniziarono i lavori. Sotto l'aspetto procedure non ci sono problemi, loro devono fare un impegno abbastanza importante, anche se è un'azienda molto grande, sono 32 milioni di investimento. Sono molto contento, e lo ripeto, perché sennò non avevo mai avuto la possibilità come amministrazione pubblica di sistemare un luogo di degrado grande come questo. Verrà fuori un brico, non su ipermercato, fuori un brico. Verrà migliorata la viabilità, anche un ristorante, se non sbaglio, a fianco, però viene rifatto esattamente, rimesso a posto la cattedrale d'Avanzo. Non sarebbe mai stato fattibile da parte nostra. Se non c'erano questi francesi che ci davano una mano economicamente, giusto?
Beh, nel loro interesse non, Ah, non beh, è certo. che siano venuti a fare, No, fare beneficenza, che sia no, io chiaro, mi domando è perché un dare e avere. io mi domando perché non lo fanno gli italiani, per questa è la mia una provocazione, Sindaco. Leroy Merlin, Però lì, Auchan ed Decathlon è la stessa azienda, ripeto, è un'azienda, una mondiale, però multinazionale se poi importantissima. guardiamo, sì, però se poi guardiamo le grandi aziende che hanno fatto investimenti in Italia, tipo l'IKEA, in tantissime città italiane, le più grandi non sono italiane. La domanda mia è, visto che gli italiani sono dei grandi imprenditori, delle grandi persone, perché non hanno fatto loro questi passi importanti? Non è che l'hanno fatto l'IKEA, gli americani, l'hanno fatto gli svedesi, voglio dire, credo che noi siamo a livelli un po' superiori ai svedesi, a volte era così una, come si può dire, un punto di vista da italiano, ecco, la meta così. Mi sarebbe piaciuto che l'IKEA fosse italiana invece che svedese. Io non ero una multinazionale né americana né, insomma, Abbiamo moltissime aziende italiane bravissime, sì, però eccezionali, sotto, sì, ma non a quei livelli lì. Noi avevamo la Fiat, ce l'hanno presa. Luxottica. Sì, No, però ce l'ha dai, presa. sta facendo di essere sempre negativi. No, È io obbligatorio, racconto- no, è sono obbligatorio positivo. fare i fantocciani. Non vedi- Allora io parlo di Ferrero, Ma no. io parlo di Luxottica. No, Non so smettiamola. più, la Ferrari ormai non è più neanche quella Ho italiana. detto Ferrero, cominciamo ad Ah, avere sì, anche ma problemi non di è- udito. non nemmeno più- Ferrero, avevo capito Ferrari, E credo. in qualsiasi posto al mondo si va, si trova la Nutella. Piace o non piace. Ma è italiana Luxottica. la Nutella? Caspita, è La Ferrero. proprietà italiana, pensavo fosse 100%, 100% in Italia. Luxottica, la più grande azienda del mondo, anche se ha fatto Silor, mi pare, un'altra multinazionale francese, ha il controllo. Ce ne sono una marea Io di dico aziende che sia italiane che quello- funzionano. e anche la Nutella al Basta dire Va sempre bene. cose negative. No, sto parlando in maniera- ci facciamo male in continuazione. Ma no, io non Basta. sto parlando in maniera negativa, parlo in maniera No, positiva. dice Sono positivo. non siamo bravi. No, siamo bravissimi. Siamo il problema bravissimi. No, signor, siamo proprio il problema, le ho fatto questo ragionamento, mi scusi se ci ritorno, e non è mica per far polemica, però proprio in virtù di quello che ho fatto il paragone dell'IKEA, proprio perché reputo e credo che noi italiani siamo più bravi dei svedesi, no? E allora vedo quello che ha fatto l'IKEA e dico, di dov'è l'IKEA? È di proprietà di uno svedese. E dico, santo Dio, noi italiani siamo più bravi di loro. Evidentemente Lo dicevo in un senso positivo io. hanno creduto in Però noi siamo un settore. paese diverso, Sindaco. Siamo Siamo un molto paese diversi, diverso, siamo che siamo sempre. bravi, però dall'altra parte siamo, non lo so nemmeno io come definirmi, non disfattista. Siamo bravi, però ci vorrebbero... A noi piace moltissimo criticare. Posso dire che gli fare altri paesi... autocritica, a noi per posso fare dire- autocritica siamo bravissimi. Allora posso dire che in tanti paesi tipo, mi danno l'impressione di una serietà un po' più alta della nostra, posso dire questo personalmente, è un mio modesto pensiero sbagliato, però se vado da uno svedese mi dà l'impressione della serietà e vado da certi italiani mi dà l'impressione che non siano... Noi siamo creativi, abbiamo fantasia, abbiamo dei grossi lati Siamo un po' fantasiosi. Siamo dei grossi lati positivi, ma non pensiamo che siano sempre gli altri. Abbiamo un difetto, è sempre colpa degli altri. È sempre colpa degli altri. Quando un italiano critica è sempre colpa di qualche altro. No, io non Deve cominciare ognuno di noi a farsi autocritica e pensare cosa faccio io per la mia città, per il mio paese. Questo però basta, le aggiungo anche, Sindaco, adesso io le do una cosa che è un suo favore, che lei è un sindaco, io ho la fortuna di conoscerlo personalmente, lo stimo, lei lo sa, una persona seria, è stato un dirigente, è stato un imprenditore serio, leale, corretto, e tanti non sono così qui in Italia, perché se fossero in tanti così, molto probabilmente l'Italia sarebbe andata in maniera diversa. Questo è il mio modesto pensiero. Io dico che gli imprenditori padovani, se l'Italia regge, è merito degli imprenditori. Prima. Certo. Ognuno critica i politici, però ricordo che questo è un paese democratico e che ognuno di noi va a votare. Sì, anche condizionato però. Ognuno di voi va a votare, deve informarsi, Certo, è un paese democratico, ognuno di voi vota e fa una scelta. E non è che uno fa una scelta solo quando va a votare, deve informarsi, capire, dare il proprio contributo, far sì di partecipare alla vita sociale, non basta solo mettere la X quando ora di votare. Guarda che io sono un italiano a tutti gli effetti, Sindaco, e quindi la vedo come lei. Dico però, faccio un esempio, mi chiedo, ci sono delle persone che sono serie, che hanno delle grandi qualità, anche a livello politico, poi quando vanno a Roma cambia completamente tutto. Questo mi fa venire qualche dubbio, mi fa venire qualche idea stupida, mi fa venire qualche pensiero cattivo che poi è vicino alla verità. Dico, se il sindaco di Padova amministra la città di Padova in maniera leale, corretta, il sindaco di Padova va a Roma deve cambiare
cambiare anche lui la sua mentalità, perché l'Italia è così, questo volevo dire. Aspetti, Sindaco, è il mio pensiero, non è che è un paese, siamo un paese molto complicato sotto certi aspetti, molto complicato. Abbiamo molta burocrazia, io me ne sto rendendo conto ogni giorno, io pensavo di fare le cose una settimana, invece ci vogliono 6 mesi, è una cosa molto, continuiamo a fare norme, leggi per evitare che la gente rubi, che il politico o il funzionario pubblico rubi, ma ci stiamo incasinando, scusate il termine, sempre di più. Guardi, non è possibile andare avanti in questa maniera. Scusi se le tolgo, ieri sera la burocrazia ci sta uccidendo. Ieri sera ho visto Le Iene, che è un programma televisivo che mi piace moltissimo, e ha fatto vedere il servizio della nettezza urbana di Roma, e c'erano quelli che lavoravano all'interno che scaricavano l'umido, la carta, tutti nello stesso baraccone centrale senza divido. Il cittadino fa la raccolta differenziata, quelli che raccoglievano, che dovevano rispettare andavano con il camion, là da lì è vuoto, buttalo lì dentro, le buttavano nel cassone, c'erano dentro umido, carta, e qualcuno ovviamente è andato lì a contestare, per poco il giornalista se ne prendeva. È proprio, vai a Roma o vai a livello istituzionale, è proprio nel cervello, forse l'educazione come diceva lei, che qui in Italia magari non abbiamo. Se andiamo in Svezia sono più corretti di noi, e su questo... Io parlo della mia città. No, parlo in generale. Io parlo della mia città, abbiamo una città civile, educata, corretta, che tiene molto bene. Il mio era uno sfogo. Io sono innamorato di questa città, dei cittadini. Non mi interessa il colore politico, destra, sinistra, bianco, rosso, non mi interessa niente. È una città splendida sotto tutti gli aspetti, anche sotto l'aspetto della cittadinanza. Io sono orgoglioso di questi cittadini. Io ricordo una cosa, che siamo capitale del volontariato il prossimo anno. A me questa cosa fa... Poi ne parliamo, dopo la pubblicità ne parliamo. Un attimo solo, finisco il discorso una volta... Che pazienza. Allora, è una cosa fantastica, questo non è, il capitale del volontariato è una cosa fantastica, non è un merito politico, è un merito della gente che ha lavorato per anni e anni e anni. E questa è la cosa che mi fa essere orgoglioso di questa città. Questo a me piace moltissimo, perché vuol dire che nonostante magari problemi sociali, politici, la gente lavora per gli altri. Bellissimo. Poi parleremo, perché viene anche il Presidente della Repubblica in febbraio, 7 febbraio. E quindi parleremo anche di quello, si festeggeranno gli 800 anni dell'Università di Padova, quindi ci sono tante cose ancora che dovremo parlare. Però prima nel parlare, nel chiacchierare, non ho fatto vedere il servizio Elisabetta che riguardava il Prato della Valle. Andiamo a vederlo, poi andiamo in pubblicità. Questione di ore e l'ex foro boario di Prato della Valle tornerà ad essere fruibile da cittadini e turisti. Gli ultimi rivestimenti che per mesi hanno coperto l'edificio nascondendone il cantiere saranno rimossi in concomitanza con l'apertura nell'ala verso Santa Giustina del nuovo supermercato di circa 500 metri quadri che sarà aperto tutti i giorni dalle ore 7:30 alle 21:30 con parcheggio gratuito per i clienti la prima ora. La struttura del frontone è stata restaurata dopo un attento lavoro di ricostruzione filologica. Nel rispetto dei dettami impartiti dalla sovrintendenza si è riuscito a far dialogare l'antistante Prato della Valle con le strutture commerciali e con il parcheggio retrostante. Nel febbraio 2020 aprirà una banca, a maggio invece i 4 ristoranti, per i quali sono ancora allo studio con la soprintendenza le soluzioni per garantire l'ombreggiatura sulle terrazze. Nei giorni scorsi, a seguito dell'esito positivo dei collaudi, gli uffici comunali hanno chiuso la pratica di quello che è stato il primo project financing della città, un'operazione di riqualificazione architettonica e di rigenerazione urbana. In concomitanza, dal 1° novembre ha preso il via la nuova convenzione tra comune e privati, che sarà valida fino al 2058. Per 39 anni la struttura sarà gestita dai privati, che verseranno nelle casse di Palazzo Moroni il 14% dei ricavi provenienti dagli affitti dei locali e dai proventi del parcheggio di 490 posti auto.